Buonasera, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Scominata la baby gang che seminava il terrore a Palermo. Arrestati e collocati in una comunità di recupero 5 giovanissimi che lo scorso dicembre picchiarono a sangue 4 persone in centro. Bracciante tunisino ucciso durante una rissa tra connazionali a Pachino. Si cercano l'omicida e l'arma del delitto. Alla Croce Rossa la gestione dell'hotspot di Lampedusa, l'impegno su condizioni sanitarie e trasferimento dei migranti per allentare l'emergenza. Da Harrison Ford a Johnny Depp, i divi di Hollywood al Taormina Film Festival, in programma dal 23 giugno al 1 luglio. Calcio, il Catania congeda Ferraro, scatta la caccia al nuovo allenatore. Brunori prolunga il contratto con il Palermo. Giovani violenti e scatenati che seminano il terrore durante le notti della Movida di Palermo. Movida violenta e notti insicure. La baby gang è stata fermata, era formata da 15 giovani che qualche mese fa picchiarono a sangue 4 persone. Maglio Viola. Sarebbero componenti della banda che terrorizza le notti di via Candelai a Palermo. La Polizia di Stato, su delega della Procura del Tribunale per i minorenni, ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare e collocato in comunità di recupero 5 ragazzi appartenenti ad una baby gang, tutti accusati di lesioni aggravate in concorso. Altri 10 giovani sono sotto indagini per vari episodi di violenza che hanno turbato la movida in città. La violenta aggressione al centro di questa indagine è avvenuta per motivi futili lo scorso 4 di dicembre proprio in via Candelai, una delle strade della movida del centro città. 4 persone sono state picchiate anche con l'uso di tirapugni, tutti maggiorenni gli aggrediti, e sono state portate in ospedale. Per loro prognosi di 40 giorni, alcuni hanno riportato anche fratture alla mandibola e trauma cranico, e in un caso si è reso necessario un intervento chirurgico maxillofacciale con l'applicazione di una protesi. Grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza sono stati identificati i componenti della baby gang, circa 15, in cui 2 maggiorenni denunciati alla procura. Gli autori del violento pestaggio sono stati identificati anche grazie alle foto fatte dagli stessi aggrediti, dall'analisi dei cellulari, dai tabulati telefonici e dai profili social dei componenti della banda. Sono state inoltre eseguite perquisizioni e sequestri di apparati radiomobili a carico di altri 8 minorenni indagati per il medesimo reato, ma non destinatari di questo provvedimento restrittivo. Non si tratta di una vicenda isolata. Nelle 2 principali zone della movida palermitana, ovvero ai Candelai e nella zona di Piazza Sant'Anna, non passa settimana senza che si registrino episodi di violenza, risse e rumorose discussioni a notte fonda. Nella zona pedonale di via Macheda, poi, oltre i 4 canti in direzione della stazione centrale, sono invece frequenti i furti e le rapine improprie ai danni dei passanti. Anche per questo il comune punta a spostare altrove la movida e a circoscrivere le aree aumentando i controlli. Un 30enne tunisino è stato ucciso la notte scorsa nel centro di Pachino, un omicidio probabilmente maturato al culmine di una rissa tra connazionali. Sentiamo Francesco Aloi. Dalle immagini di queste telecamere potrà uscire il volto dell'omicida. La vittima, un 30enne tunisino, Mansour Haitam. Il suo corpo trovato nella notte dai residenti qui in via Garibaldi a Pachino. Siamo in pieno centro. Sono arrivato io alle 9 per aprire il negozio e ho visto un po' di confusione. Ci sono macchine dei carabinieri che hanno bloccato le strade. Scattato l'allarme, sul posto sono arrivati carabinieri e 118, ma l'uomo era già esanime. Secondo chi indaga, l'omicidio potrebbe essere scaturito da una rissa tra 2 gruppi di tunisini. Sulla scena del crimine, i militari del SIS isolano le tracce di sangue sull'asfalto. Si cerca anche l'arma del delitto, non ancora trovata. Potrebbe essere un coltello o una bottiglia di vetro. Per le vie del paese, intanto, tra i residenti si parla di allarme sicurezza. Chiedono più controlli, soprattutto nelle ore notturne. Tutte le sere qua ci si casino, ubriacano. Non c'è nessuno che controlla, siamo rovinati. Qua vicino abbiamo una piazzetta che una volta era Piazza Colonna, adesso è la Piazza della Birra. Dobbiamo preoccuparci a uscire con i bambini. Chiedete più controlli? Assolutamente sì, soprattutto dopo le 8 di sera. È necessario che qui ci sia qualche controllo, vigili, carabinieri, polizia. Risse e spaccio qui preoccupano tutti, ma c'è anche chi preferisce non parlare. E sull'omicidio gli inquirenti mantengono massimo riservo.
Dopo le voci che lo davano in peggioramento sullo stato di salute del boss Messina Denaro malato di tumore al colon, arriva la precisazione del medico a capo del team che ha in cura il boss. Secondo il professor Luciano Mutti, primario del reparto di oncologia dell'ospedale dell'Aquila, non c'è stato nessun peggioramento sostanziale dello stato della malattia, nessun ricovero in vista. Ha detto il medico, la situazione è caratterizzata da un normale decorso di un malato oncologico. L'ex superlatitante, arrestato a Palermo il 16 gennaio scorso, prosegue le cure in carcere e in particolare si sottopone a cicli di chemioterapia e terapia del dolore nell'ambulatorio creato in una stanza del carcere. Da qualche giorno la Croce Rossa ha avviato la gestione del centro di accoglienza di Lampedusa, che cambia volto con l'arrivo, fra l'altro, di organico professionalmente preparato. Sentiamo Luca Ciliberti. L'hotspot di Lampedusa cambia volto. Il centro accoglienza più trafficato d'Europa dal 1 giugno è in gestione della Croce Rossa italiana, che ha già riorganizzato il sistema di accoglienza e gestione dei migranti. Le immagini di migliaia di uomini, donne e bambini ammassati nella struttura delle isole Pelagie, progettata per contenerne ed accoglierne a regime qualche centinaia, dovrebbero essere solo un ricordo. Con oggi i lavori di ristrutturazione e di riorganizzazione del centro sono ormai al termine, sono stati potenziati i servizi igienici, sono stati aumentati i servizi all'interno del centro con i posti mensa, la cucina, eccetera. La Croce Rossa italiana, che gestirà il centro secondo il protocollo firmato con il Ministero dell'Interno, ha presentato oggi tutti gli interventi messi in atto nel corso di una conferenza stampa a Lampedusa, alla presenza del commissario governativo all'emergenza migranti, il prefetto Valerio Valenti, al direttore delle operazioni emergenze e soccorsi della Croce Rossa italiana Ignazio Schinto e al responsabile dell'unità operativa migrazioni della Croce Rossa italiana Francesca Basile. Sono stati aumentati anche chiaramente l'organico, un organico professionalmente preparato ed è importante proprio questo nell'accoglienza primaria, cioè le persone, i migranti quando arrivano hanno necessità di conoscere quali sono le regole e soprattutto quali sono i diritti e i doveri di questo paese. Aumenteranno i trasporti per favorire gli spostamenti degli ospiti del centro, saranno migliorate le condizioni sanitarie con la realizzazione di nuovi servizi igienici in aggiunta a quelli esistenti che saranno ristrutturati, ma soprattutto sarà aumentato il personale di supporto all'emergenza, infermieri, mediatori culturali e psicologi, fondamentali per le persone maggiormente vulnerabili come donne e bambini provati dai traumi dei viaggi della speranza. Attualmente nel centro accoglienza si trovano poche decine di migranti, le traversate sono state rallentate dalle avverse condizioni del meteo, ma la situazione potrebbe peggiorare repentinamente con un'ondata di profughi, forse 900.000, paventata proprio dalla premier Giorgia Meloni, legata alla situazione in Tunisia. La Corte di Cassazione, rigettando i ricorsi della Procura Generale di Palermo e del Ministero dell'Economia, ha confermato la riparazione per ingiusta detenzione di 285.000 euro a favore di Bruno Contrada. L'ex numero 2 del SISD era stato in un primo tempo arrestato e condannato per concorso esterno in associazione mafiosa, ma la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha successivamente dichiarato la condanna illegittima. In occasione della giornata mondiale della sicurezza alimentare, i NAS dei Carabinieri hanno effettuato controlli e sequestri dalla carne ai gamberi. Natale Bruno. Carni a rischio peste suina importate dalla Romania e gamberi della Louisiana altamente infestanti dell'ecosistema. Sono le nuove frontiere da combattere per i cibi sicuri ed evitare contaminazioni globali. Lavori straordinari per i carabinieri del NAS di Catania e il nucleo antisofisticazione in occasione della giornata mondiale della sicurezza alimentare, iniziativa istituita nel 2019 dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, dalla FAO e dal Ministero della Salute. Il controllo più importante ha riguardato l'importazione di carni suine provenienti dall'estero in ottemperanza di una direttiva sulla prevenzione della peste suina particolarmente diffusa soprattutto in Calabria. I militari hanno controllato un mezzo adibito al trasporto di alimenti riconducibile a un'agenzia commerciale rumena con sede logistica a Catania. Al termine degli accertamenti effettuati anche con gli esperti del Dipartimento Veterinario dell'ASP, sequestrati 1.500 kg di carne per un valore di 30.000 euro di origine suina provenienti da zone estere soggette a restrizione, destinati a grossisti siciliani e introdotti nel territorio nazionale in violazione dei regolamenti comunitari. Il responsabile romeno dell'agenzia commerciale è stato segnalato all'autorità giudiziaria. Sempre in provincia di Catania è stata sequestrata un'attività commerciale all'ingrosso di alimenti etnici costituita da un capannone prefabbricato di tipo industriale. All'interno di celle frigorifere sono state rinvenute 25 tonnellate di prodotti prevalentemente ittici importati illegalmente in cattivo stato di conservazione in considerazione delle gravi carenze igieniche
igienico-sanitarie e strutturali rilevate in tutti gli ambienti e della copiosa presenza di escrementi di topi. Rinvenute specie ittiche alloctone vive, gambero della Louisiana, di cui non è consentito il commercio nel territorio europeo, per cui è stato avviato l'iter per l'immediato abbattimento e lo smaltimento, denunciato un cittadino extracomunitario di origine cinese, titolare dell'attività. Il valore della struttura equivale a 1 milione di euro e quello degli alimenti in sequestro a 500.000 euro. I NAS hanno anche sequestrato 4.000 kg di alimenti etnici del valore di 50.000 euro, prevalentemente vegetali confezionati su pallet senza alcuna indicazione commerciale attestante la rintracciabilità, rinvenuti in un deposito abusivo di alimenti di Catania, dove all'atto del controllo era in corso il carico di derrate alimentari sui autoveicoli di commercianti privati. Sospesa l'intera attività, il valore della struttura corrisponde a circa 200.000 euro, totalmente priva di autorizzazioni amministrative e sanitarie. Il gestore bengalese è stato denunciato. Dopo il pestaggio avvenuto ieri dell'agente di polizia che stava per arrestare l'autore del furto di un motorino, la polizia ha circondato il quartiere Borgo Vecchio a Palermo, un controllo straordinario voluto dal questore Laricchia con posti di controllo, perquisizioni, riscontri domiciliari su pregiudicati, servizi antidroga. Diverse anche le verifiche sugli esercizi commerciali. Complessivamente sono stati controllati 179 persone e 84 veicoli. Ci fermiamo, c'è una pausa per la pubblicità, torniamo subito dopo. Eccoci di nuovo in studio, presentata questa mattina a Palermo il Taormina Film Festival 2023, in arrivo stelle di Hollywood come Harrison Ford e Johnny Depp. Ci dice tutto Marco Gullà. Riflettori accesi sul Taormina Film Fest dal 23 giugno al 1 luglio, parata di stelle a Taormina da Johnny Depp all'intero cast dell'ultimo Indiana Jones con Harrison Ford in prima fila tra gli eventi di punta del palinsesto. Questa mattina la conferenza stampa di presentazione a Palazzo d'Orleans a Palermo, un grande momento come sempre per la Sicilia e per Taormina. Ho lavorato in questo anno che è il primo anno della mia sovrintendenza alla Fondazione Taormina Arte Sicilia con questo unico e fondamentale scopo, quello di restituire alla Sicilia attraverso la Fondazione Taormina Arte Sicilia un messaggio culturale importante che ritorni al mondo, dando la consapevolezza che questa fondazione illustre ha ricominciato un percorso di crescita, di produzione, di creazione. Le anteprime dei film al Taormina Film Fest saranno concentrate nelle serate in programma al Teatro Antico. È un onore per me ricoprire questo ruolo, essere il direttore artistico alla Fondazione Taormina Arte Sicilia, e questo sarà veramente un anno zero, un anno di rinascita per la Fondazione che finalmente tornerà a produrre, che finalmente tornerà anche ad avere dei nomi di assoluto rilievo tutti assieme nella stessa stagione, anzi devo dire la verità, tutti questi nomi della lirica per esempio nella stessa stagione a Taormina non si sono mai visti. Ovviamente il festival è un importante gancio turistico, tantissime le presenze previste. Siamo davvero soddisfatti di questo cartellone che la Fondazione Taormina Arte è riuscita a produrre per questa stagione estiva. Tra l'altro molti eventi di una certa importanza, di lirica, prosa, che certamente richiameranno quei viaggiatori, quei turisti, soprattutto esteri. Per il presidente della regione Renato Schifani un grande momento per la Sicilia, sempre più in prima fila anche sui festival internazionali. Presentato oggi il cartellone del Teatro Stabile di Catania, che fra l'altro mira a coinvolgere le scuole. Sentiamo Emanuela Corsi. 15 spettacoli a Sala Verga, 12 a Sala Futura, 4 formule di abbonamento e un progetto scuola composto da 3 spettacoli e matinè. Sono i numeri della grande stagione 2023-2024 del Teatro Stabile di Catania. Ad aprire la programmazione a novembre sarà una riduzione teatrale di Anna Karenina, firmata dal direttore Luca De Fusco. Abbiamo pensato che in un momento in cui ci sentiamo tanto politicamente lontani dai russi, però culturalmente dobbiamo invece sentirli parte della cultura
europea come sono. E poi abbiamo scelto Anna Karenina anche perché è una grande storia, è un grande romanzo, e la nostra stagione fatta di diverse scelte di abbonamenti che seguono i diversi gusti del pubblico, appunto pensa di essere la prima stagione del dopo Covid a tutti gli effetti, e quindi grande, speriamo, anche come afflusso del pubblico. Tra gli attori in scena durante la stagione Galatea Ranzi, Lucia Lavia, Maria Paiato, Isabella Aragonese, Emilio Solfrizzi, il grande Tuccio Musumeci e la poliedrica Lina Sastri. La Sicilia fa parte del mio cuore, ci vengo spessissimo con i miei spettacoli, quindi per me è un ritorno molto felice. Lina Sastri sarà la protagonista a fine gennaio di Nozze di sangue, opera del poeta e drammaturgo spagnolo Federico García Lorca, firmata dal regista Luis Pascal. Ho tentato di fare un'operazione a rischio, però ci sono tante cose fra la Sicilia e la Spagna, il sud, García Lorca del sud, questo sangue caldo, questo modo di esprimersi, questi paesi chiusi, questi rapporti di famiglia così violenti a volte, che sono esattamente uguali. Debutto speciale alla presentazione del cartellone del neosindaco Enrico Trantino, che ha ricordato la grande tradizione teatrale catanese e non solo. Il nostro teatro ha una sua valenza storica nel panorama italiano intero. Siamo riusciti nel passato a inventarci, grazie alle opere di Verga, di Martoglio, ciò che poi sarebbe stato preso, rubato da tutti quanti i teatri d'Italia, non solo d'Italia. Le nostre tradizioni sono note a tutti, adesso dobbiamo cercare di approfittare del momento straordinariamente favorevole perché il teatro diventa anche attrazione di turismo. Tra i protagonisti del cartellone anche il celebre attore Leo Gullotta, punta di diamante della stagione nella Sala Futura, la più piccola del Teatro Stabile. Ci fermiamo, c'è un'altra pausa e poi torniamo con la pagina sportiva. E siamo al calcio, il Catania si separa da Ferraro e va alla ricerca di un nuovo allenatore con tanti nomi nel taccuino di Lanneri. Il Palermo riparte dai gol di Brunori e lavora per rafforzare l'organico. Sentiamo Tonino De Mana. Arriva il patron Pelligra e parte Giovanni Ferraro. Il tecnico della promozione saluta con un bilancio più che soddisfacente: 29 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte in 37 partite disputate. Numeri importanti che non sono bastati per restare al timone del Catania, che ad agosto ripartirà dalla Serie C con l'obiettivo di tornare tra i cadetti. È un comunicato diramato nel tardo pomeriggio di ieri a sancire la separazione nell'aria ormai da tempo, sin dalla Pool Scudetto, quando il tecnico di Vico Equense si presentò davanti ai nostri microfoni visibilmente commosso. A volte siamo troppo superficiali a condannare una persona e questo mi dispiace, perché davvero sono state tante notti insonni che abbiamo fatto insieme allo staff solo per questa maglia e per raggiungere questo obiettivo. Le sue parole e gli occhi lucidi lasciavano presagire quel che in realtà è accaduto. Il dopo Ferraro è già cominciato, il Catania sfoglia la Margherita alla ricerca del nuovo condottiero, tanti nomi accostati alla panchina rossazzurra, Tabiani, Javorcic, Pazienza, Baldini, Caserta, ma il casting è lungo. Si avvicina l'ora delle scelte e l'arrivo in città di Pelligra darà il via ad una serie di operazioni che ovviamente dipenderanno dal budget da mettere sul tavolo per pianificare la nuova stagione. Mercato in stand-by, ma pronto ad essere avviato con innesti di qualità che verranno integrati ad una più che discreta base di partenza. E siamo al Palermo, che invece riparte da Corini e Brunori con il capitano che ha prolungato fino al 2027. Lo vedete sorridente in questa foto sul sito ufficiale della società rosanero, che poi ha postato un video con i gol del Bomber, che quest'anno sono stati 17, di cui 4 sul rigore. Legittima la soddisfazione dell'attaccante che punta alla Serie A, ma da conquistare ai piedi del Monte Pellegrino. I progetti del City Group sono ambiziosi e dopo una fase di assestamento può partire l'operazione promozione. Per questo motivo, oltre ai rinnovi di Brunori, Gomez e quelli imminenti di Piacelli e Buttaro, la dirigenza lavora per rafforzare la difesa. 49 gol al passivo sono stati troppi, hanno compromesso l'accesso ai playoff. Basti pensare che il Frosinone, primo, ha subito soltanto 26 reti e dal Frosinone via Lecce potrebbe arrivare Lucioni, pilastro difensivo e pupillo di Corini, pronto ad affidargli le chiavi della difesa.
Pallavolo, la Saturnia ufficialmente in Superlega. Il CDA della Lega Pallavolo di Serie A ha ratificato la domanda di subentro a titolo gratuito della società catanese al posto della rinunciante Vibo Valencia. Entro il 21 giugno l'iscrizione al campionato andrà perfezionata con il deposito della documentazione richiesta, sulla quale la società è già al lavoro. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, vi auguro una buona serata.